Ladri! 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 Sono le 2:36 di notte e un coraggioso residente del centro di Cervignano non ha dubbi. Sente l'allarme della gioielleria, accende la videocamera dello smartphone e inquadra dei ladri che cercano di entrare nella gioielleria Re Mida. Gli stessi brandiscono un estintore e spruzzano in direzione della finestra per nascondersi dal cellulare che li inquadra e per non far leggere la targa del SUV nero che hanno parcheggiato a pochi passi dalla gioielleria. Non hanno fatto bene i calcoli i malviventi perché il sistema di allarme dei primi anni 2000 della gioielleria funziona benissimo e tra l'altro mette in allerta i vicini carabinieri oltre che i poliziotti che pernotano solitamente all'hotel lì vicino. La rete dei residenti funziona così come quella delle telecamere e il colpo va a vuoto. I malviventi sono scesi e hanno cercato di forzare la serranda laterale della gioielleria Re Mida, come si può vedere molto bene dai segni, una forzatura importante che però ha fatto scattare l'allarme, un allarme che tra l'altro ha subito svegliato i residenti nelle ore notturne, una rapina sventata, tanto spavento abbiamo captato anche negli esercizi commerciali nei dintorni per quanto avvenuto questa notte qui a Cervignano. Alla fine per la famiglia che gestisce la gioielleria è un sospiro di sollievo, al di là dei danni alla serranda e delle incombenze burocratiche del giorno dopo. I ladri non riescono a portare via nulla e desistono scappando poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Diletta, la titolare della gioielleria Re Mida, viene svegliata nel cuore della notte dalla chiamata dei carabinieri. Lo spavento è tanto, ma anche la consapevolezza che poteva andare peggio, come ci racconta ai nostri microfoni. Sì, è stata una disavventura e l'ho subita subito, non li ho colti sul fatto per fortuna perché sennò no, sono riuscita a intervenire subito venendo qua. Diciamo ho subito un po' di paura perché sono intervenuta qua da sola, però quando mi hanno avvisato ovviamente non potevo fare a meno di intervenire. E loro erano già scappati e poi ho aspettato i carabinieri. Infatti prima di uscire di casa ho preso anche un po' di paura perché insomma metti caso che venivano anche da me dove abitavo, non è stato bello uscire di casa, avevo un po' di paura in realtà, un po' di timore.